Ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:20. La luna sorge alle 5:47 e tramonta alle 17:05. Oggi si celebra San Bonaventura. Il nome Bonaventura ha origine latina e significa buona fortuna. Nel 2014 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 15 luglio la giornata mondiale delle competenze giovanili. Questa ricorrenza nasce con l'obiettivo di mettere in luce l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione e l'imprenditorialità. L'istruzione e la formazione sono tappe fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, per poter garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti. Sono 44 le candeline per l'attrice Laura Chiatti. Abbandonato il primo amore per il canto, debutta in TV nella soap opera Un posto al sole, per poi trovare spazio in serie come Carabinieri ed Incantesimo. Sul grande schermo ottiene il ruolo da protagonista nel 2005 in Passo a due, spiccando il volo l'anno seguente nel film L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Dal 2014 è sposata con l'attore Marco Bocci. Auguri anche a Diane Kruger, che festeggia oggi 50 anni. L'attrice tedesca ex modella è diventata una star internazionale grazie a ruoli iconici come Elena in Troy e Bridget in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Vincitrice del premio come migliore attrice al Festival di Cannes, è una delle interpreti più eleganti e talentuose del cinema contemporaneo. Ed infine compie 44 anni Valerio Aspromonte, schermitore italiano specializzato nel fioretto. Campione olimpico della gara a squadre a Londra del 2012 e plurimedagliato ai mondiali, Valerio rappresenta l'eccellenza dello sport italiano. Dopo il ritiro dalle pedane si è fatto conoscere dal grande pubblico anche per la sua partecipazione a programmi televisivi come Ballando con le stelle. Sapevate che molte star sono così curiose da cercare il proprio nome su X, cioè l'ex Twitter, per poter leggere cosa appunto si dica di loro? Facciamo un salto indietro al 15 luglio del 2006. Questo social ha fatto il suo ingresso per la prima volta nel mondo. Inizialmente ogni cinguettio poteva avere una lunghezza massima di 140 caratteri, mentre oggi il social, che ha cambiato nome in X, resta comunque il luogo dove le notizie e le opinioni corrono più veloce che altrove. Come vengono ricreati i costumi sporchi nel film? Nel caso de Il Signore degli Anelli ogni dettaglio era studiato in modo maniacale. I vestiti venivano invecchiati con fumo, fango e persino urina di pecora per renderli ancora più realistici. Pensate che alcuni attori rifiutarono addirittura di far lavare gli abiti di scena tra un giorno ed un altro per poter mantenere intatta la polvere della terra di mezzo. Benvenuti a metà mese. Scopriamo subito insieme cosa hanno in serbo per noi i pianeti in questo mercoledì di luglio. Ariete. La luna vi suggerisce di rallentare il passo. Non pretendete tutto e subito. Oggi la pazienza sarà la vostra alleata più preziosa. Toro. Giornata ideale per i contatti commerciali e le pubbliche relazioni. Se avete un'idea da proporre, questo è il momento di farvi avanti. Gemelli. Siete molto concentrati sulle vostre risorse e sulle finanze. Ottimo momento per pianificare le spese delle vacanze o fare un acquisto utile. Cancro. Con la luna nel segno, la vostra sensibilità è alle stelle. Sarete incredibilmente magnetici ed empatici, capaci di conquistare chiunque. Leone. Le stelle vi invitano alla riflessione. Prima di agire d'impulso in un progetto, prendetevi la giornata per studiare bene i dettagli. Vergine. Sarete i leader perfetti per un progetto di squadra. Gli amici e i colleghi cercheranno il vostro consiglio e la vostra guida sicura. Bilancia. Qualche piccola sfida sul lavoro richiede tutta la vostra concentrazione. Non fatevi distrarre dalle chiacchiere e puntate dritti all'obiettivo. Scorpione. Splendida energia mentale. Avete voglia di espandere i vostri orizzonti, magari pianificando un viaggio o approfondendo un nuovo interesse. Sagittario. È il momento di fare chiarezza dentro di voi e lasciare andare un vecchio bisticcio. Voltate pagina per accogliere nuove opportunità. Capricorno.
Le relazioni oggi richiedono ascolto e flessibilità. Non arroccatevi sulle vostre posizioni e cercate un punto d'incontro con gli altri. Acquario. Giornata eccellente per rimettere ordine nella vostra routine e prendervi cura del benessere psicofisico. Una bella ricarica energetica. Pesci. L'amore e la creatività oggi brillano intensamente. Sarete ispirati e romantici, perfetti per vivere momenti magici con chi vi fa battere il cuore. Che sia per tutti un mercoledì straordinario. Ci sentiamo domani con il prossimo appuntamento astrale. Lupin, Lupin, l'incorreggibile. Le avventure di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo più celebre della letteratura creato da Maurice Leblanc, iniziarono ufficialmente il 15 luglio del 1905 sulla rivista Je sais tout. Il suo stesso stile inconfondibile, fatto di colpi geniali e di un pizzico di ironia, ha ispirato generazioni di film, manga e serie TV di successo. The apple doesn't fall from the tree, o, come diciamo noi, la mela non cade lontana dall'albero. Questo modo di dire ci ricorda quanto siamo influenzati dai nostri genitori non solo nei lineamenti, ma anche nei talenti e nelle piccole manie quotidiane. Il matto di oggi è Max Jacob. La sua vita oscillò tra la trasgressione di Montmartre, dove frequentava Picasso e Modigliani, e il desiderio di sanità che lo portò a convertirsi al cattolicesimo dopo una visione mistica. Nonostante vivesse in povertà, indossava sempre abiti eleganti, ma morì tragicamente in un campo di concentramento durante la guerra, lasciando un'eredità di poesie e dipinti che raccontano la sua anima tormentata. E ci salutiamo con una carica di energia. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E con questo spirito di avventura e di curiosità nel fare sempre cose nuove, noi vi salutiamo e vi rimandiamo l'appuntamento a domani. Io vi aspetto sempre qui e vi auguro una buona giornata. A presto dalla vostra Jaira.